Sono giornate impegnative perché ieri abbiamo caricato 12 persone in terapia intensiva, cito a memoria, oggi siamo già una decina a metà giornata. Ci stiamo avvicinando all'apice, alla parte più acuta. Nella giornata che registra la più alta mortalità dall'inizio di questa seconda ondata, il presidente Zaia, dati alla mano, non nasconde la preoccupazione per una pressione sugli ospedali in aumento. Siamo ai limiti con il parametro. È anche altrettanto vero che questo parametro dovrà tener conto della nostra situazione sanitaria, che è assolutamente eccellente. Noi ancora siamo in una fascia nella quale non sono previste misure, voglio ricordare a tutti che si va ormai per fasce con parametri e misure che fanno scattare restrizioni. Noi come Veneti dobbiamo vincere questa sfida. Noi non possiamo arrivare nella fascia nella quale scatta l'obbligatorietà di chiusure importanti. L'atteso DPCM tra le varie misure dovrebbe prevedere anche 3 livelli per ogni regione, con misure via via più restrittive, e anche su questo aspetto Zaia puntualizza. Rispetto a misure ad hoc per il territorio noi vogliamo essere assolutamente presenti su questo. Il presidente del Veneto ha poi annunciato l'arrivo in serata dal governo di 64.000 tamponi rapidi che verranno consegnati ai medici di base. E a proposito dei dottori di famiglia, Zaia torna sulla polemica esplosa nelle ultime ore. È ovvio che la situazione non è facile, ma è facile per un medico ospedaliero operare nella terapia intensiva, nelle infettive? È facile per qualsiasi nostro operatore operare? I medici hanno massima libertà nell'attuare l'accordo, ricorda ancora Zaia. Se un medico decide davanti al piazzale di dire un'ora ogni mattina faccio il drive-in nel piazzale comunale, non è mica vietato. E se dice ma c'è la rugiada, c'è la nebbiolina, ci sono queste storie qua, c'è sempre la protezione civile a disposizione per mettere un gazebo per andare sotto con la macchina. Mi danno materiale gratuitamente, poi mi pagano perché viene remunerato 18 euro a tampone, mi dessero un pacchetto di tamponi per poter rispondere direttamente ai miei pazienti, io lo trovo una roba, a me sembra di buon senso. Dall'altra parte abbiamo 11.000 medici in ospedale che sono lì a testa bassa che lavorano. E ieri in serata era arrivato un ulteriore strappo da parte della FIMG di Treviso, che aveva parlato di tono arrogante e insopportabile del governo regionale. Invece di preoccuparsi del tono del Presidente della Regione, dicano ai cittadini se vogliono fare i tamponi oppure no. Fate come gli altri 650 vostri colleghi che sono andati a fare i tamponi gratuitamente. Io ho l'obbligo di difendere i veneti perché c'è una legge che dice che debbono fare i tamponi e se non li fanno confermo che ci sarà l'azione disciplinare, ma davanti a gente che soffre, con il massimo rispetto che abbiamo per i medici di base. Ma vi sembra il momento di stare qui a dire che la Regione usa toni arroganti? Ma c'ha i tamponi, va a fare i tamponi.